È polemica in Consiglio regionale all'indomani dell'approvazione delle nuove regole sul finanziamento dei gruppi consiliari. Nel mirino i famigerati monogruppi che, nonostante siano formati da un solo consigliere, hanno diritto a fette assai larghe della torta da 3,2 milioni di euro da suddividere tra le varie forze politiche. In questa legislatura abbiamo avuto situazioni dove 5 consiglieri che formano all'inizio di legislatura un gruppo unico andavano ad assorbire circa 200.000 euro e una coalizione sempre formata da 5 consiglieri ma con 3 gruppi differenti andava ad assorbire 600.000 euro proprio per come vengono adesso gestiti i soldi dei gruppi. La proposta dei 5 Stelle, valida dalla prossima legislatura, era di una divisione più equa sulla base dei voti presi da ogni partito. Siccome il budget, su cui non possiamo in nessun modo trasgredire, è fissato per 51.000 euro a consigliere, sarebbe da portare avanti questa ripartizione qua. Tot numero di consiglieri, tot soldi, perché tutti i gruppi consigliari devono avere la capacità di rappresentare i cittadini che li hanno eletti, ma in proporzione ai numeri che hanno portato in Consiglio. Una proposta che si è scontrata con l'imbarazzo della maggioranza, tenuta in scacco dal consigliere di Fratelli d'Italia Sergio Berlato, che alla fine è riuscito a far approvare una riforma in stile Gattopardo. Dal 2020 il budget per i monogruppi sarà pari al 90% di quello attuale. Una vittoria della vecchia politica, commentano sconsolati i 5 Stelle, basata sul potere di ricatto dei piccoli su chi rappresenta la maggioranza dei cittadini.